Vado a minacciare l'inquilino con la pistola finché non esce, oppure vado lì e gli cambio le chiavi della serratura finché non mi lascia libero l'appartamento, così non può più rientrare. L'emergenza casa, il moltiplicarsi degli sfratti da una parte legati alle nuove povertà, la poca disponibilità di alloggi dall'altra, sta aumentando una tensione sociale crescente. Ne è testimone il Sunia, il sindacato inquilini della CGIL, che conferma come i rapporti tra proprietari e affittuari si stiano inasprendo al limite del reato penale. Si tratta di questioni dove le regole non sono mai state chiarite fin dall'inizio, oppure il proprietario si è impegnato con delle tempistiche di cui non sapeva effettivamente l'entità. A quel punto salta diciamo, il controllo psicologico delle persone. Nella maggior parte dei casi l'inquilino non è colpevole in quelle situazioni, è semplicemente qualcuno che ha ricevuto disdetta e non riesce a uscire, o semplicemente qualcuno che risulta anche antipatico al proprietario. Situazioni di emergenza abitativa si stanno moltiplicando sia nel capoluogo, dove sono 200 le posizioni aperte, dove si sta giocando tutta la partita del nuovo bando per l'edilizia popolare, sia in provincia. Noi non vediamo la fine né del tunnel, non vediamo neanche un miglioramento delle cose. Secondo noi l'unica speranza è che debba intervenire qualcosa che calmi il mercato. È una cosa lunga che però è necessario fare immediatamente, perché altrimenti ci troviamo una tensione sociale che poi rischia di esplodere e che coinvolgerà persino categorie insospettabili come giovani con un ottimo stipendio o persone che semplicemente sono singole.